Amici di Generazione Non Stop, progetti per l'estate che magari sono anche cambiati. Questa puntata abbiamo l'onore e il piacere di essere in collegamento da casa con Salvatore Giardina. Ciao Salvatore. Ciao Omar, come stai? Tutto bene, siamo così reclusi, però va tutto bene. Allora, tu hai fatto tantissime cose, Salvatore. Inizio dicendo che ci siamo conosciuti in un mio festival dove tu cantavi, ti sei esibito e qualche capello fa, perché mi ricordo che avevi i capelli lunghi pure, no? Esatto, sì. Ecco, allora iniziamo da lì. Quindi tu canti, sei cantante e musicista, no? Esatto, Quindi sì. Salvatore Giardina inizia così. Inizia, inizia da bambino a suonare il pianoforte. Ricordo che mio padre mi regalò un pianoforte alla tenera età di 6 anni. Io quella volta ero uscito per andare a raccogliere il muschio per fare il presepe. Arrivato a casa trovo questo pianoforte nel mio salone e da lì iniziai a strimbellare per poi non smettere più di farlo. Poi vabbè, Quindi ancora oggi strimbellare suona. all'inizio. Esatto, sì. Tu dovresti saperlo, sei venuto a me Ok. molte No, ma volte. voglio che Abbiamo... che ti racconti tu, voglio che ti racconti tu, va bene? Sì, esatto. Poi capii tempo fa di avere la vocazione per la composizione, che è una cosa che mi piace molto. Avevo seguito il mio istinto musicale e ho studiato 3 anni di pianoforte e poi ho smesso perché avevo più la tendenza ad andare ad orecchio che a seguire gli spartiti. Quindi questa è stata la Ok. mia. Quindi Esatto. l'artista che c'era in te usciva fuori e dice no, faccio quello che mi pare, non, non Ma seguo. sai, il concetto di artista eh, che molti mi appioppano, tra virgolette, è un qualcosa che riesco a vedere a, non a non accettare, ma più che altro cerco di mantenere i piedi per terra dicendo che se lo sono forse è perché ho qualche peculiarità che mi permette agli altri di dire che sono un artista, però io autodefinirmi un artista mi sembra un Vabbè, abbiamo po'... capito che fai il modesto, dai, abbiamo capito che fai il modesto. Allora, oltre a essere musicista e compositore, hai iniziato dopo, adesso tu mi dirai quanti anni fa, quando avevi i capelli lunghi, hai iniziato una tua avventura da attore e mi spiegherai tu per arrivare poi ad un determinato progetto riuscitissimo, un capolavoro. Raccontami, dai. In realtà capii tempo fa di avere la vocazione per la recitazione, iniziai, ricordo, con dei laboratori di teatro che capivo che erano avvincenti ed entusiasmanti, nel senso che questi laboratori che richiedono, oltretutto, c'è da dirlo, un impegno costante. Iniziai allora con Roberto Burgio, che è un grande attore di teatro palermitano, Mhm. peraltro. Da lì poi una cosa tira l'altra, quindi scopri il teatro, scopri la recitazione, scopri che è un mondo affascinante, che poi da lì nacque la passione per il doppiaggio e iniziai a studiare con abnegazione dizione e quindi poi Hai fatto mi sono dato al tantissime cose. 100%. Hai poi fatto, gestito un progetto che si chiama La Passione di Cristo, Esatto, dove sì. tu naturalmente eri il protagonista. Sì, il progetto Passione di Cristo nasce dalla proposta di un gruppo che, ricordo quella volta mi chiesero, ma che ne dici se interpreti Gesù nel nostro progetto? Io lì per lì, preso alla sprovvista,
subito mi buttai e dissi ok. Poi da lì nacque un amore per la recitazione che definisco magnetico, perché quando ti immergi in questo mondo, nell'interpretazione, poi io amo molto il metodo Stanislavski, che è quello che più mi rappresenta a livello teatrale. Quando poi ti immergi nel mondo della recitazione capisci che è un mondo magico, e quindi da lì poi iniziai questo progetto nel 2005, poi proseguì man mano negli anni a portarlo avanti sempre con questo gruppo, fin quando poi decisi di iniziare un progetto di regia mio, e dal 2009 poi fino ad oggi questo progetto è cresciuto. Praticamente, per chi appunto non lo conoscesse, fai una via crucis lungo tutto il paese. Ogni zona del paese ci sono queste coreografie, ci sono tantissimi attori, audio, musica, questo per quanto riguarda la Passione di Cristo, tantissimi cameraman, c'è un paese che cammina e che si muove dietro te, e mentre che vi spostate da un quartiere all'altro comunque state recitando, voi fate la camminate, ci sono tutti gli attori che insieme a voi, cioè è tutto un mondo da vedere. Bellissimo, esatto. bellissimo. Si tratta di una rievocazione itinerante che coinvolge tutte le parti del paese, quindi le persone che arrivano da fuori hanno la possibilità di immergersi in un vero e proprio set cinematografico. Peraltro nel 2016, che è stata l'ultima edizione che abbiamo portato in scena, tu eri presente come cameraman, quindi ti ho voluto io come cameraman, e ricordo che è stata un'esperienza molto bella e credo che anche tu l'hai vissuta in questo modo. Sì, poi... è stato stupendo, perché tra l'altro fare le riprese in un mondo che non mi appartiene, tra virgolette, dico, mi sono trovato a fare le riprese, non mi appartiene nel senso come religione, ecco così, però mi sono trovato ad essere affascinato da tutto quello che era l'atmosfera, da tutto quello che erano le coreografie, quindi comunque sia, facendo le riprese proprio mi trovavo in un mondo io stesso veramente bellissimo. Stupendo. La cosa bella di questo progetto è che praticamente si dà la possibilità allo spettatore di immergersi in un mondo che tra virgolette appare in quel momento reale. Quindi il trasporto è talmente tanto che poi le persone dicono: ma è vero o è finzione? E questo significa che riusciamo a portare avanti un qualcosa di coinvolgente. Questa dimostrazione che siamo in quarantena e siamo a casa, quindi dietro le tue spalle ci sono scene di vita normali, come un normale appartamento, quindi sei a casa, quindi salutiamo noi. Allora, poi raccontami qualche altra cosa. Tu sei anche un professionista, quindi nel mondo del PC, conosci bene il PC, il personal computer, lo monti, lo smonti, che fai? Diciamo che il fatto di essere informatico risale a tantissimi anni fa, quando iniziai ad avere il primo computer, un vecchio 286, ricordo quando ancora c'erano le connessioni dial-up, ricordi? Con il famoso 56K che avviavi la connessione, andavi a fare la spesa e nel frattempo lui si collegava. E quindi poi con tutti quei rumori di una volta del modem, c'è tutti quei rumori. Esatto. E quindi poi da lì c'è da dire che mio padre nel frattempo continua a passare dietro, fa queste cose. Un modello. Niente, poi da lì iniziai a lavorare per la Wind nel settore tecnico, poi ho fatto corsi di specializzazione nel corso degli anni e poi mi sono specializzato. Poi ho avuto per diversi anni un negozio di informatica, gestito ramo informatico, e attualmente lo fai a livello professionale oggi, fai gli spot televisivi. Esatto. Io adesso sono riuscito a connubiare
il lato informatico al lato produttivo della produzione, quindi come ben sai abbiamo avuto modo di collaborare in diverse occasioni. Io mi occupo di realizzazione di quelli che sono spot pubblicitari, videoclip musicali, documentari, tutto ciò che è produzione, creatività mi affascina, e quindi di conseguenza l'ho voluta come attività, ho trasformato la passione in lavoro. Tra l'altro hai un sacco di attrezzatura professionale, dai droni, da tutto quello che è, insomma, le riprese in movimento, di tutto. Sì, ho 3 droni con i quali, ti ricordi una volta fecimo un'esperienza assieme all'Ercara quando quel bambino Meglio non molesto ricordarla quella. mi si schiantò con il telecomando, nel telecomando io, per paura che lui si fosse spaccato la testa, il drone cadde su una persona poverina, si posò su una persona poverina che era nel tavolo. Roba da niente, insomma. Sì, ci siamo spaventati e basta. Diciamo. Esatto. Non è successo nulla, perché alla fine questi droni che hanno delle eliche in plastica. Certo, se precipita rovinosamente dall'alto, certo, bisogna stare sempre attenti, per questo ci vuole un professionista dietro che gestisca queste cose. Purtroppo appunto poi capitano gli incidenti, cose varie, però dico fa parte del lavoro. Sì, infatti. Cosa ti affascina di più tra tutte le varie cose che tu fai? Qual è quella che ti stimola di più quando dici c'è un lavoro da fare su quel settore X? Cos'è? Allora, quello che mi affascina di più, diciamo che è il doppiaggio. Il doppiaggio è un qualcosa di sperimentale, perché tu riesci a dare ad un personaggio una voce e quindi di conseguenza lo animi, cioè tu riesci a vivere delle intenzioni del personaggio dietro un microfono, quindi dietro al doppiaggio si cela l'immaginazione, l'interpretazione, l'intenzione che tu vuoi dare a quel personaggio e il soggetto che si nasconde dietro quel personaggio. Quindi il doppiaggio è un mondo. Cosa? Ti devi immedesimare in quella persona e cercare di creare proprio tu stesso il personaggio. Devi fare il personaggio, lo devi fare tuo, in quel momento non sei Salvatore o Omar, ma sei quel personaggio, quindi se c'è da interpretare un personaggio negativo devi interpretare il negativo, se devi essere un personaggio positivo interpreti un personaggio positivo, anche se devo dire che questo è risaputo, una persona che ha un'indole di personaggio positivo poi nel doppiaggio rende meglio quando va ad interpretare il personaggio opposto, tipo quando tu vai a fare la parte del cattivo per esempio ti riesce, sì, è un paradossale, però è così. Come si sa, il teatro è scavare dentro se stessi e ripescare tutte quelle emozioni che hai già vissuto e farle tue e trasmetterle agli altri. Questo è il cinema. Quindi quando tu si dice il metodo dell'immedesimazione, non è altro che quello, tu ti immedesimi, il cosiddetto metodo Strasberg, studiandolo poi ti rendi conto che è un metodo realistico più che altro. Allora, noi andiamo al termine di questa intervista. Mi vuoi ricordare appunto come ti possono trovare, la tua azienda e tutto? Basta cercare su Facebook SG Prod Action, quindi una crasi tra produzione e azione, Prod Action scritto, trovano la pagina della mia azienda. Come Production e Production, quindi azione. Sai perché? Perché in sintesi, se tu vai a controllare su YouTube, su internet, questo per specificare come era. Vai a trovare un sacco di aziende che hanno questo nome, Production. Sì. Quindi Production, poi ce ne sono tanti, SG poi ne ho visti diversi. Ho detto, ma io per differenziarmi cosa posso fare? Posso trovare un nome che a livello di assonanza super giusto
assomiglia, però sì, facendo una crasi tra produzione e azione sono riuscito a trovare un marchio originale, tutto mio. Quindi SG Production con Production. Action, giusto, Production. Sì. Production. Va bene, grazie Salvatore, mi ha fatto piacere che sei stato qua con me. Ok. Un saluto e un abbraccio, a presto. Ciao.